Per il secondo anno di seguito, a causa della pandemia, niente eventi in presenza per sensibilizzare la cittadinanza sulla giornata nazionale del fiocchetto lilla. Istituita ufficialmente dal governo nel 2018, la giornata è dedicata a far luce su un tema tanto delicato quanto trascurato, i disturbi del comportamento alimentare. Secondo i dati del Ministero della Salute, anche a causa della pandemia, i disturbi dell'alimentazione sono in aumento. L'Associazione Ali di Vita, che opera da anni nel territorio in collaborazione con la città di Selvazzano Dentro, organizza diversi progetti di sensibilizzazione, informazione, formazione, ascolto e supporto psicologico, con colloqui professionali rivolti a cittadini, genitori, agli adolescenti, agli insegnanti, agli educatori e agli allenatori. Da ottobre è attivo un servizio gratuito di colloquio con la dottoressa Michela Pepe, psicologa clinica, psicoterapeuta perfezionata nei disturbi alimentari e nei disagi giovanili. Da marzo il servizio è stato implementato a 4 appuntamenti settimanali, vista la richiesta in costante crescita. Allora, il fiocchetto lilla è un simbolo molto importante. È il simbolo della lotta ai disturbi del comportamento alimentare. È stato voluto da un genitore che purtroppo ha perso la propria figlia e 10 anni fa ha pensato di trasformare il proprio dolore in un qualcosa che invece possa essere di positivo, diciamo, nel poter dare praticamente un aiuto alle persone che soffrono di questo disturbo, poter unire assieme anche altre famiglie, altre persone che hanno questa problematica appunto nella propria famiglia, e tutti assieme praticamente chiedere cure adeguate per tutti, lavorare sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione, sulla formazione. E da 10 anni fa praticamente tantissime associazioni in Italia sono unite in questa lotta, che naturalmente è una lotta che lo si fa 365 giorni all'anno, però diciamo che i giorni attorno al 15 marzo sono quelli che cercano di unire veramente tutti assieme in questa, chiamiamola mission. Infatti a Selvazzano da 5 anni lavoriamo con le associazioni del territorio, perché è importante che tante persone conoscano questi disturbi. Tra l'altro i disturbi del comportamento alimentare sono tra le cause di morte più diffuse e più importante, voglio dire, oggi, quindi più occhi si accorgono dei sintomi, più bambini, ragazzi e ragazze possiamo effettivamente salvare. Ecco perché la città di Selvazzano assieme ad Ali di Vita si prodiga perché questo messaggio arrivi a tanti educatori, ai genitori, agli insegnanti, ai medici, perché purtroppo i disturbi alimentari sono dei disturbi subdoli e spesso ci si accorge di questi disturbi quando è troppo tardi. In occasione della giornata del fiocchetto lilla, l'amministrazione comunale di Selvazzano ha esposto 2 panchine lilla, una in municipio e l'altra in biblioteca, e ha illuminato Palazzo Maestri di Lilla per focalizzare l'attenzione sulla tematica. Zwische Channel News, Selvazzano Dentro.